tutti amici di YouTube. Oggi vi farò vedere come fare un numero bottiglia in carta. Per prima cosa dovete pigliare una bottiglia. Vi consiglio una bottiglia trasparente. Dovete tagliarvi il collo. Poi dovete creare una coda con la rinica. Poi dovete prendere una vernice bianca, la mettete dentro a una ciotola così, con un po' d'acqua, andate io con un po'. Vi servirà questo pennello giotto. Allora, dovete pigliare della carta, dovete attaccarla con la minica sopra, spalmatela con molta cura sopra la bottiglia. Poi quando sarà finita dovete metterla a sole, in cui sta per qualche ora, oppure potete fare per qualche giorno. Poi dovrà essere dura la carta dopo che si sarà asciugata, e poi potete dipingerla in qualunque modo che volete. A me per esempio funziona così. Beh, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Arrivederci.